Apertura del Sana, degustazione vini bio presso lo stand del MIPAF. Unione Europea, Commissione sollecita pareri sulle opzioni future in materia di biodiversità. Tavolo per crisi ovicaprino, il ministro Galan sui programmi sviluppo rurale. Queste le cronache dal primario di questa settimana. Il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha salutato l'apertura del 22esimo Salone internazionale del naturale, Sana 2010, accogliendo presso lo stand una serie di incontri e di degustazioni di vini biologici. Il Sana si caratterizza da anni come riferimento internazionale delle eccellenze di alcuni settori come l'alimentare, il nutrizionale, ma anche il cosmetico e l'abitare ecosostenibile, ha spiegato il ministro Giancarlo Galan. È un evento commerciale, mediatico e culturale che ogni anno richiama a Bologna aziende, operatori e stampa internazionale, cui il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali partecipa con l'obiettivo principale di valorizzare e promuovere il patrimonio agroalimentare italiano, in particolare il biologico. L'Unione Europea invita i cittadini, operatori del settore, pubbliche amministrazioni, imprese e la società civile a pronunciarsi su tematiche quali lacune della politica attuale in materia di biodiversità, il nuovo approccio proposto dalla Commissione, l'agricoltura e la biodiversità, gli aspetti economici della biodiversità e la gestione della biodiversità all'interno e all'esterno dell'UE. La Commissione Europea ha avviato una consultazione online per raccogliere le opinioni di un'ampia gamma di soggetti interessati. La consultazione è aperta fino al 22 ottobre. Diversi rapporti autorevoli confermano che a livello mondiale la biodiversità continua ad essere fortemente minacciata. Oltre un terzo delle specie prese in considerazione è a rischio di estinzione e si stima che circa il 60% degli ecosistemi del pianeta abbia subito un degrado negli ultimi 50 anni. Ecco il link per partecipare alla consultazione. Il Ministero ha istituito un tavolo nazionale per la crisi settore ovicaprino. All'assemblea hanno partecipato i principali attori della filiera, le regioni maggiormente toccate dal problema e vertici del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Le prime misure verranno presentate entro una decina di giorni. Tra le altre questioni particolare rilevanza avrà quella della lotta alla concorrenza sleale proveniente dall'estero al prodotto italiano. Proprio per questa questione è stato istituito un gruppo di lavoro. In 10 giorni il tavolo relazionerà al Ministro e successivamente verrà convocato un ulteriore tavolo di filiera per proporre misure più adatte a superare la crisi. Il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali commenta le cifre della rilevazione mensile effettuata dalla Rete Rurale Nazionale in collaborazione con Agea, relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013. Esprimo soddisfazione per i significativi passi in avanti fatti nella spesa dei programmi di sviluppo rurale fatti registrare nel mese di agosto, soprattutto da Sicilia e Campania. A settembre ci aspettiamo risposte simili anche dalle altre regioni che sono ancora in ritardo. Secondo le rilevazioni ammonta a 169 milioni di euro la spesa complessiva di agosto. Di questi, 118 milioni sono stati erogati dalle regioni che non hanno ancora raggiunto l'obiettivo minimo di spesa fissato dalla Commissione Europea per evitare il disimpegno dei fondi entro il 31 dicembre 2010, come previsto dalla stessa normativa comunitaria, per la quale i fondi non spesi entro date prestabilite devono ritornare automaticamente nelle casse dell'Unione Europea. I risultati ottenuti, ha concluso il ministro Galan, sono frutto dell'azione di stimolo esercitata in questi mesi nei confronti delle regioni e del rafforzamento dell'assistenza tecnica offerta sia dal Ministero che da Agea. Ed eccoci rientrati per le conclusioni di questa puntata che affidiamo al presidente della provincia di Treviso, una provincia che continua a rispondere alla crisi, alle difficoltà con nuove idee, nuove iniziative, perché questa di oggi, Valdobbiadene Brinda la Vita, è un'iniziativa nata nel territorio per promuovere il territorio e fare rete ancora una volta, agricoltura, turismo, nuove economie. Quest'anno ci dovrebbe essere anche il sorpasso della produzione di uve italiane nel rispetto delle uve francesi, 45,7 milioni di ettolitri in Italia contro i 45,5 della Francia. Significa che possiamo competere con il spumante champagne. Il nostro è migliore sicuramente, Valdobbiadene lo presenta con le sue bollicine e questa è un'occasione per fare squadra ma soprattutto per presentarsi a livello italiano affinché si possa diventare la capitale dello spumante proprio qui a Valdobbiadene insieme a Conegliano per fare nuove economie, nuove strategie commerciali ma soprattutto proporre un prodotto che viene degustato nelle grandi occasioni, matrimonio, nascita di qualche figlio, un grande festeggiamento, una grande vittoria. Festeggiamo tutti insieme col prosecco di OCG Valdobbiadene Conegliano.
Oggi durante il convegno il caporedattore del TGR Veneto Beppe Gioia diceva rispetto ad un tempo sono stati superati i campanili, il sistema, la rete in Veneto sta funzionando, se continuiamo in questa via probabilmente saranno grossi i risultati futuri. Sicuramente sì, i campanili hanno sempre portato una distruzione del sistema a rete, del sistema del mettere insieme le persone per fare maggiore forza critica, per fare più massa. La globalizzazione necessariamente obbliga a fare rete che abbiamo fatto anche sul sistema vino in provincia di Treviso, e le grandi opportunità e soprattutto le grandi soddisfazioni per i nostri produttori si evidenziano già quest'anno sulla vendemmia e sulla commercializzazione di questo prodotto. Valdobbiadene brinda la vita, hanno voluto riassumere in qualche modo la festa. È una grande festa a Valdobbiadene, ormai qui la mostra degli spumanti, qui la spumantizzazione italiana fra le più importanti in assoluto, dicevo prima 50 milioni di bottiglie vendute. La proposta di una tutela UNESCO sulle colline del Prosecco di Valdobbiadene significa dare ancora maggiori certezze al consumatore di economicità ma soprattutto di qualità del prodotto, la salubrità di bere un bicchiere di vino con le bollicine che sicuramente è un bicchiere ottimo e fa bene. Presidente, noi la ringraziamo per essere stato con noi, le auguriamo un buon proseguimento allora a Valdobbiadene brinda la vita, appuntamento invece con voi la prossima settimana. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana di O.P. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.